Pace Chiesa, pace Chiesa, pace del Signore. Vi invito ad alzare in piedi in questo momento per insieme adorare il nostro Signore. Amen. Chiude i tuoi occhi, parla con il tuo Dio, parla con il nostro Dio e dichiara ciò che sei venuto a fare questa sera. Padre, noi siamo qui, Signore, perché noi siamo venuti qua per adorare il tuo nome, Signore. Noi vogliamo ringraziarti, Signore, per l'opportunità che il Signore ci ha donato di essere qui come Chiesa ad adorare il tuo nome insieme. Padre, che ogni persona che è arrivata fin qua e che ancora arriverà, Signore, possa avere la certezza, Signore, che la tua presenza è in questo luogo, che la tua presenza è reale in mezzo a noi. Padre, noi vogliamo, Signore, che questa sera, Signore, noi non usciamo da qua, Signore, senza che il Signore abbia parlato al nostro cuore. Non lasciate distratti, Signore, con le cose che succederanno, ma, Signore, che noi possiamo focalizzare la nostra mente, il nostro cuore, il nostro pensiero, Signore, ogni cosa, Signore, sulla tua presenza e su ciò che succederà in questo luogo, Signore. Spirito Santo, noi ti chiediamo, Signore, di allontanare da noi ogni pensiero, ogni cosa che disturba la nostra mente, ogni cosa, Signore, che ci allontana dalla tua presenza, ogni problema, Signore, che noi abbiamo lasciato là fuori, Signore, nel nome di Gesù, Signore, facci, Signore, stare la tua presenza 100%, facci rimanere la tua presenza, Signore, che la tua presenza sia ciò che noi stiamo cercando questa sera, che la tua presenza sia l'obiettivo principale di questo culto. Padre, nel nome di Gesù, Signore, come Chiesa, Signore, come Chiesa noi vogliamo adorare il tuo nome, come Chiesa noi vogliamo dichiarare che tu sei santo, come Chiesa noi vogliamo innalzare il tuo nome, come Chiesa noi vogliamo piegarci alla tua presenza, come Chiesa, Signore, noi vogliamo, Signore, rendere a te la gloria e l'onore dovuta, Signore. Padre, nel nome di Gesù, Signore, benedici ogni persona che è qua, benedici questo culto per la gloria del tuo nome, Signore. Nel nome di Gesù, amém. Tu puoi applaudire il nome del Signore? Spirito Santo. Ti invito a cominciare questo culto già adorando il Signore. Adora a sua presença, adora a sua santità. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te prostramos na tua presença questa sera. Nós te prostramos ao teu nome. Tu sei degno de lode, tu sei degno de lode, tu sei degno de lode. Os santi, eli, angeli, si chinano a te, gli anziani gettano le corone davanti a te, perché sei, cantiamo ancora, i santi si chinano, gli anziani gettano le corone davanti a te, perché sei re, dichiari, tu sei degno di lode. A te, Signore, tu sei degno, tutto è per te, tutto viene, tu hai la gloria. I santi, i santi e gli angeli si chinano, gli anziani cercano le corone davanti
nome di Gesù. Tu sei degno di lode, solo tu Gesù, solo tu. sei degno di lode. Tutto è per te, tutto vieni da te, tua è la gloria. Tu sei degno di lode, in nome di Gesù. Tu sei degno di lode. Solo tu Gesù, solo tu. Tutto è Per te, tutto vieni da te, tua è la gloria. Tu sei degno di lode, Gesù, tu sei degno di lode. tutto è Per te, tutto vieni da te, tua è la gloria. Vogliamo ringraziarti, Signore, per il privilegio di poter adorare il tuo nome. Grazie, Signore, perché siamo una chiesa scelta dal Signore per adorare. Grazie, Signore, per il privilegio, Signore, di essere qui e che la nostra lode, Signore, non rimanga qua, possa salire a te, Signore. Che la nostra adorazione non possa rimanere in questo tempio, ma possa salire a te, Signore. Ricevi la nostra lode, Padre. Ricevi la nostra lode come Chiesa, Signore. Noi dichiariamo giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode. Noi dichiariamo giorno e notte la nostra lode. Gesù, giorno e notte la nostra lode. Giorno e notte nostra lode.
venga ad abitare i nostri cuori. Vogliamo vedere la tua faccia, Signore. Le mie candele sono accese. Sono qui che aspetto i rumori dei tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Le mie vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, le mie candele sono accese. Alleluia! Sono qui, ti aspetto, i rumori dei tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Oh, basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Le mie vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, Maranatha. Le mie vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, Maranatha. Ti aspettiamo, Signore, Maranatha. Aspettiamo il tuo ritorno. Sarà glorioso quel giorno. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui,
vuoi abitare qui, ai fondi. Non sei bellissimo, io apro la porta al mio disposto amore, vuoi abitare qui, vuoi abitare qui. Le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, le mie vesti bianche le ho già messe per te. Sì, Signore, sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha. Aspettiamo con grande gioia il ritorno del Signore. Io non vedo ora di vedere la sua faccia, abbracciare il mio Signore. Sarà un momento glorioso, sarà un momento grandioso, di grande gioia, sarà un momento di cura per la nostra anima. Sì, Signore, le mie vesti bianche le ho già messe per te, Signore. Sono qui che ti aspetto, vieni, 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 Signore. Vieni, Maranatha, Signore, Maranatha, Maranatha, Maranatha.
stiamo spendendo la nostra vita, perdendo tutto per amore e con tanta allegria. Signore dei nostri giorni, Signore della nostra vita. Può sembrare che noi stiamo perdendo, ma in realtà noi stiamo vincendo. Noi stiamo vincendo in Cristo. E più noi perdiamo ciò che è nel mondo, più noi vinciamo in Cristo. È per te, Gesù. È per te che il tuo popolo è qui oggi. È per te che noi stiamo adorando, Gesù. Raddrizzando le mie vie, sempre più diminuendo e sempre più diminuendo, perché ancora da capo sto preparando un cammino, sto preparando un cammino. Raddrizzando le mie vie, sempre più diminuendo, perché importa che lui cresca. In lui il mio piacere sta, non sono degno di slacciare i calzari suoi. In lui la mia vita sta e io cammino con la certezza che Gesù verrà. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, sto preparando un cammino, raddrizzando le mie vie e sempre più in lui il mio piacere
Lascia che io ti dica una cosa. Ci sono cristiani che vivono la vita intera frustrati, mai contenti, mai felici, che non trovano soddisfazione in niente. Ma sai perché? Perché noi troviamo la soddisfazione soltanto vivendo per Cristo, soltanto stando nella presenza di Dio. E quando un cristiano non trova soddisfazione nella sua vita è perché non ha capito il vero scopo della sua vita. Il nostro scopo non è vivere tutti i giorni della nostra vita per noi stessi, per i nostri desideri, per la nostra realizzazione. Quando noi capiamo che la nostra vita è per Dio, che la nostra vita, i nostri giorni sono per spendere ai Suoi piedi, allora sì, noi troviamo la vera soddisfazione in Dio. Allora sì, troviamo la vera felicità tutti i giorni della nostra vita, e tutte le lotte, tutte le battaglie, tutti i problemi che si presentano, noi li affrontiamo in realtà con un sorriso, perché noi sappiamo il perché stiamo combattendo, sappiamo per chi stiamo vivendo. Se tu non hai trovato ancora questa felicità nei tuoi giorni, allora vieni nel posto giusto, vieni nella presenza di Dio. Decidi oggi di spendere i tuoi giorni ai piedi di Gesù. È questo il posto giusto. È per Cristo, è per Lui che noi stiamo spendendo i nostri giorni, la nostra vita, per amore e con allegria, con tanta allegria nelle nostre sofferenze, nelle nostre afflizioni. Noi ci rallegriamo perché sappiamo che Egli verrà portando la sua ricompensa, che la nostra ricompensa non è qua, non è in questa vita, ma è nella vita futura che noi avremo in cielo con Gesù. È per te, Gesù, è soltanto per te che noi siamo qui, spendendo la nostra vita con amore e con tanta allegria. Signore dei nostri giorni, è per te, Gesù, è per te che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, sei tu, Gesù. È per te che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, è Cristo, è Cristo. Per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, ancora una volta, è Cristo. Per Cristo che sto spendendo la mia vita. Signore dei miei giorni. Possiamo fare un grande applauso al Signore per Lui. Amen. Che presenza di Dio c'è in questo luogo questa sera, eh? Quasi quasi mi verrebbe di fare un appello adesso. Ma semplicemente voglio chiedere se qualcuno qua è stato toccato dallo Spirito Santo fino a questo momento della nostra serata. E forse ancora non ha deciso di spendere la sua vita per Cristo. O forse ha lasciato un po' da parte questa vita, forse un giorno già
si impegnava per Cristo, ma adesso è da un po' di tempo che è fermo. Prima di tutto voglio dirti che Cristo tornerà, e tornerà con una ricompensa, come abbiamo cantato. Ma se tu sei stato toccato questa sera, io semplicemente ti chiedo di mettere la mano sul tuo cuore in questo momento. Non ti chiederò di uscire, di alzare la mano, ma metti una mano sul tuo cuore, e finché la lode ancora canterà questa musica, comincia a parlare con questo tuo Dio. Comincia a parlare con questo Gesù che ti ha toccato questa sera. Comincia a dichiarare che vuoi tornare a spendere la tua vita ai suoi piedi. Comincia a dichiarargli che vuoi tornare a vivere per Lui, che non c'è niente di meglio di sentire questa presenza che stai sentendo in questo luogo questa sera. Comincia a parlare con Dio, a dichiarare questo: Dio, io voglio spendere la mia vita ai tuoi piedi. E non importa se perderò tutto, non importa quello che dovrò spendere per te, lo farò con amore, lo farò con gioia, con allegria, perché so che ne vale la pena, Gesù. So che ne vale la pena. Ne vale la pena per me, per la mia casa. Comincia a parlare con Dio in questo momento, comincia a renderti di nuovo a Lui e a dichiarare: io sono tuo. Io sono tuo, io sono tuo. Signore dei miei giorni, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita. Dio adesso, dopo che hai confessato a Lui che vuoi tornare ai Suoi piedi, alza la tua mano e comincia ad adorare il tuo Dio. Al dominio di ogni cosa Cristo verrà, portando la sua ricompensa e liberà. Al dominio di ogni cosa
Signore, vogliamo dichiarare che a partire da questa sera un nuovo tempo comincerà per molte persone in questo luogo. Vogliamo dichiarare che questa sera il tuo Spirito ha compiuto qualcosa di nuovo nei cuori di molti. Una trasformazione radicale, un ritorno al primo amore. Nel nome di Gesù. Che a partire da questa sera tu possa trovare in questo luogo un popolo che vuole spendere la sua vita ai tuoi piedi, con gioia, con allegria, sapendo che tu sei il nostro unico Signore e Salvatore, sapendo che tutta la potenza e il dominio risiede nelle tue mani, che niente sfugge dal tuo controllo, che noi siamo tuoi e che tu sei nostro. Nel nome di Gesù vogliamo dichiarare questo nuovo tempo per ogni persona, per ogni anima in questo luogo. Prendi possesso, Signore, prendi possesso di ognuno di noi, compi la tua volontà nelle nostre vite, riportaci a te, riportaci al primo amore, riportaci ai tuoi piedi, nel nome di Gesù. Chiudere le nostre orecchie, ci dice di trovarlo finché lo si può trovare. Oggi è il giorno in cui lo puoi trovare. Quando tu uscirai da qua questa sera, non dimenticarti di quello che lo Spirito Santo ti ha fatto sentire, non dimenticarti di quello che lo Spirito Santo vuole fare in te e attraverso di te, delle promesse che ci sono sulla tua vita. Non sei entrato qua per caso questa sera, sia che tu congreghi in questo luogo, che è la prima volta che vieni. Lo Spirito Santo ti ha portato qua per parlare con te. Facciamo un applauso al Signore. Chiedo di sedervi per piacere alcuni minuti. Facciamo accendere le luci. Pace del Signore a tutti. Amen. Che presenza di Dio oggi in questo luogo. Mi viene un po' male, ma devo dire che dovrò dare gli avvisi adesso. Volevo continuare a cantare che è per Lui, che tutto è per Lui, la mia vita è per Lui, ma dobbiamo interromperci un attimo per dare un po' di avvisi di questa settimana. Chiedo un aiuto ai nostri fratelli della regia. Primo avviso, questo mercoledì ci sono i nostri in casa alle ore 8. Non so se tu hai già partecipato a uno dei nostri in casa. Se non hai mai partecipato, questo mercoledì è la buona volta che puoi cominciare. Quindi qua ci sono i 5 punti in cui abbiamo gli in casa, i 5 luoghi di Verona. Se tu riesci a trovare il più vicino a casa tua, identifica anche il leader che probabilmente è in questa chiesa questa sera, senza probabilmente, sicuramente ci sono tutti. E prendi il suo numero dopo il culto, parla con lui che ti aggiungerà magari nel gruppo di WhatsApp e mercoledì
sarai benvenuto nella sua casa per partecipare ai nostri in casa. Amen. Prossimo avviso, rompano il tetto, il nostro ritiro per le donne. Giorni 21, 22, 23, ci sono ancora pochissimi posti, pochissimissimissimi per iscriverti. Se ancora non sei iscritta perché è solo per donne, mi raccomando, se ancora non sei iscritta, parla con la pastora Andrea o con la Dieula. Dov'è la Dieula? Che non la vedo più, eccola lì la Dieula, per dare il tuo nome per iscriverti. Sono gli ultimi giorni in cui ci si può iscrivere. Un'altra cosa, c'è un pagamento da fare, sì? Ricercate sempre la nostra cara Dieula per fare il pagamento della vostra iscrizione per chi già si è iscritto. Ok? Prossimo avviso. Iscrizioni aperte al prossimo corso Seguitemi, che inizierà esattamente l'ultimo giovedì di novembre. L'ultimo giovedì di novembre iniziamo il Seguitemi, che è il nostro corso ministeriale per chi vuole lavorare in chiesa, per chi vuole fare qualsiasi cosa all'interno della chiesa. Deve partecipare a questo corso in cui spieghiamo un po' la visione della Chiesa, in che modo vogliamo lavorare. È anche un corso vocazionale per scoprire la chiamata di ognuno di noi. Quindi se ancora non l'hai fatto e hai voglia di spendere la tua vita per Cristo, come abbiamo detto, e di spenderla in questo luogo, ti invito a iscriverti. Puoi parlare con me, con il presbitero Giacomo, o accedere attraverso il link che c'è sul gruppo della Chiesa. Amen. Se non sei nel gruppo della Chiesa, per entrarci basta che vai su Instagram, metti mi piace, condividi, dopo c'è il link sulla via di Instagram per entrare nel gruppo della Chiesa. Sabato prossimo il nostro B-Mission, l'Adorarti di missioni, sarà il nostro culto di missioni sabato prossimo. Avremo dei missionari e ospiti qua che ci racconteranno le loro testimonianze. Sicuramente ci sarà la nostra sorella Sonia, che è stata in missione in Kurdistan per diverse settimane, verrà qua a raccontarci la testimonianza di quello che ha vissuto. È la missionaria che noi stiamo aiutando come Chiesa. E oltre a lei ci saranno altre persone che racconteranno un po' la loro testimonianza missionaria. Quindi sabato prossimo non perdetevi il nostro Adorarti, che sarà di missioni. Sono finiti gli avvisi, quindi se sono finiti gli avvisi adesso vi chiedo di spegnere le luci. Probabilmente qualcuno di voi l'avrà già visto, ma passeremo un bellissimo video. 20 anni di chiesa, e quest'anno Dio ha ministrato qualcosa di molto speciale, il tempo dell'essere. E quindi in questo mese di anniversario vogliamo muoverci per essere chiesa. E adesso vi spiegheremo come fare. Preghiamo insieme 20 giorni su Zoom alle 6 di mattina. 20 giorni leggendo insieme il Vangelo di Giovanni e commentandolo sui gruppi della Chiesa. Essere chiesa è essere uniti. Fai una visita a qualcuno in questi 20 giorni. Nei prossimi 20 giorni porta almeno un visitante in chiesa. E come tutti gli anni, anche quest'anno vogliamo fare 20 giorni senza lamentarsi, glorificando Dio in ogni cosa. E il 30 novembre succederà qualcosa di grandioso. Il compleanno della chiesa. Sì, ma non solo. Una grande festa. Sì, ma non solo. Che cosa allora? Oh! Che cosa succederà? Che cosa succederà il 30 novembre? Potete capirlo dal labiale, forse no, forse stavo parlando in lingue, non si sa, ma... Andate su Instagram e cercate di indovinare. Non chi lo sa già, perché sennò... Ma il 30 novembre sarà l'anniversario della nostra Chiesa. A partire da domani mattina inizieranno i nostri 20 giorni di proposito. Tutti i giorni alle 6 di mattina saremo su Zoom, manderemo il link della preghiera sul gruppo della Chiesa, quindi importantissimo. Se non sei già nel gruppo della Chiesa, entra nel gruppo. Ogni mattina per 20 giorni avremo la nostra preghiera su Zoom, tutti insieme come Chiesa. Oltre a questo leggeremo il Vangelo di Giovanni insieme per questi giorni e lo commenteremo sui vari gruppi degli uomini, dei giovani, delle donne, i gruppi degli in casa, dovunque volete possiamo lasciare lì una riflessione per edificare i nostri fratelli, perché essere Chiesa è anche questo.
Oltre a questo vi invitiamo a fare una visita, come avete visto, almeno a una famiglia in questi 20 giorni, portare in chiesa un visitante e soprattutto il nostro obiettivo primario di tutti i nostri anniversari, non lamentarsi per 20 giorni. Quanti ci riusciranno a non lamentarsi per 20 giorni? Amen? Sulle mani chi dichiara non mi lamenterò per 20 giorni. Guglielmo, alza la mano Guglielmo, fai bravo. Dopo, neanche con Jefferson al lavoro, non voglio vedere nessuno che si lamenta nei prossimi 20 giorni. Succederà una cosa brutta, gloria a Dio. State camminando, pestate una popò del cane, gloria a Dio. Qualsiasi cosa, gloria a Dio. Per 20 giorni diventiamo cristiani al 100%, senza lamentarsi. Amen. E il 30 novembre ci sarà l'anniversario della nostra chiesa. Sono finiti gli avvisi, quindi io vi chiedo di alzarvi in piedi perché in questo momento raccoglieremo le offerte, le decime per il mantenimento della casa del Signore. Tu che hai portato la tua offerta, tu che hai portato la tua decima, sei benvenuto a lasciarle. Vogliamo fare una preghiera per le nostre offerte perché Dio le possa benedire, le possa consacrare, perché possono essere usate veramente al meglio per la sua opera, ma allo stesso modo noi vogliamo anche benedire la vita di ognuno di noi in questa preghiera. Se vuoi fare la tua offerta con il bancomat, la carta, in queste modalità c'è la nostra sorella Geula, là dietro col POS che ti aiuterà, e là dietro ci sono anche le buste di missioni, se vuoi lasciare un'offerta per aiutare a mantenere la missionaria che abbiamo detto che stiamo aiutando in questa sua missione, no? La nostra sorella Sonia, ci sono le buste là, puoi lasciare là la tua offerta e portarla qua. Amen, preghiamo insieme. Signore Gesù, in questo momento Signore noi ti preghiamo per queste decime, per queste offerte, per queste primizie, Signore, che oggi hai messo nel nostro cuore di portare alla tua casa. Sappiamo, Signore, che la tua chiesa, Signore, che questo luogo ha necessità, Signore. Abbiamo l'affitto, Signore, le bollette, tutte queste cose da pagare e sappiamo che, Signore, attraverso quello che tu puoi mettere nei nostri cuori, noi possiamo sostentare quest'opera. Per questo io ti chiedo, Signore, metti nei nostri cuori la gioia di poter donare alla tua casa e allo stesso modo ti chiedo di benedire ogni famiglia e ogni casa qua rappresentata. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Così diversi ma uguali, perché tu ci unisci. Tutti hanno bisogno del tuo amore, persi nella notte, tu ci hai trovato, ci avvolgi con il tuo amore. Aspetterò e la mia anima non si arrenderà, ti vedrò come luce dell'alba. Brillerai e so che non cadrai come sole, mai più ci separeremo dal tuo amore. La tua grazia si rinnova in ogni alba. I tuoi figli non hanno più nulla da temere. Abbiamo trovato il nostro posto in te. Cantiamo insieme nell'allegria e nel dolore. Nell'allegria e nel dolore tu sei costante. Tutti dipendiamo dal tuo amore. Quando sale la marea, sei terraferma, posso trovare rifugio nel tuo amore. Aspetterò e la mia anima non si arrenderà, ti vedrò come luce dell'alba. Brillerai, io so che non cambierai
nostro posto in te, in te. La tua grazia si rinnova in ogni alba, i tuoi figli non hanno più nulla da temere. Abbiamo trovato il nostro posto. 1, 2, 3. In te. Io so che non perderai come il sole, Mai più. mai più ci separeremo dal tuo amore. Brillerà. Amen. Vi invito a aprire le vostre Bibbie nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 2. Atti degli Apostoli, capitolo 2. Vogliamo anche presentare i visitanti che sono con noi questa sera. C'è con noi Jefferson là con Soterio, Berta qua con Claudia, Betty, Vando e Leigi. Giusto? Ok, cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Facciamo un applauso, se qualcuno lì vicino a loro può dargli anche un abbraccio per salutarli, farli sentire molto benvenuti. Amen. Atti degli Apostoli, capitolo 2, leggerò solamente la parte A del versetto 14, la parte A è la parte iniziale, che dice così: ma Pietro, levatosi in piedi con gli 11, alzò la voce e parlò loro così. Fino a qua. Amen. Signore Gesù, in questo momento ti chiediamo, Signore, grazia, affinché la tua parola possa raggiungere i nostri cuori, Signore, che non sia solo un momento in cui possiamo imparare di più, Signore, sulla tua parola, ma che possiamo, Signore, trovare anche un'applicazione pratica nelle nostre vite per uscire di qua rinnovati e anche capacitati, Signore, per compiere la tua volontà. Io ti prego per me e per tutta la tua Chiesa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Questo versetto degli Atti degli Apostoli si trova all'interno di un capitolo molto conosciuto, no? Noi cristiani, ancora di più pentecostali, conosciamo bene il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, perché è il capitolo in cui Dio finalmente manda lo Spirito Santo promesso sulla sua Chiesa. E in questo versetto preciso noi riusciamo a capire un particolare molto importante, perché in Atti al capitolo 1 noi vediamo che Gesù sale in cielo e promette lo Spirito Santo sugli apostoli e sulla Chiesa. In Atti all'inizio del capitolo 2 noi vediamo quello che succede: gli apostoli sono riuniti nel cenacolo
e arriva lo Spirito Santo con il rumore come di un vento impetuoso e con forma di lingue come di fuoco inizia a posarsi sugli apostoli. E gli apostoli cominciano ad avere manifestazioni spirituali, cominciano a avere doni di varietà di lingue. La Bibbia ci dice che lì intorno c'erano varie persone da tante regioni intorno alla Galilea e ognuno di loro, non tutte ma molti di loro, sentivano parlare delle grandi cose di Dio nella loro lingua natale. Altri invece sentivano gli apostoli dire cose a caso e per questo motivo dicevano: no, questi qua sono pieni di vino, sono completamente ubriachi. E in quel momento, quando queste persone fanno questa affermazione, noi vediamo che Pietro si alza in piedi e comincia quello che è il primo discorso dopo la Pentecoste. Vale notare che da questo discorso più di 3.000 persone si convertono, vengono battezzate e hanno un cambiamento di vita, diventando cristiani. Ma questo discorso avviene per due motivazioni. La prima motivazione è il battesimo con lo Spirito Santo. Pietro insieme agli apostoli erano appena stati capacitati dallo Spirito Santo. La seconda motivazione noi la troviamo proprio in questo versetto e è poco usata, poco espressa, ma vale la pena rileggere questo versetto per capire quello che succede. Vi chiedo anche, se lo puoi mettere qua, di leggerlo insieme a me. Se si può rimettere sul proiettore Atti 2,14. Possiamo leggere insieme: ma Pietro, levatosi in piedi con gli 11, alzò la voce e parlò loro così. Qua vediamo che Pietro non semplicemente era appena stato battezzato e capacitato dallo Spirito Santo, ma Pietro si è alzato con gli 11. Quando Pietro si è alzato a fare questo discorso, non era da solo. E attraverso queste parole e tutta la storia biblica, noi capiamo che quando uomini sono ripieni di Spirito Santo e sono uniti, allora lì possono succedere cose sovrannaturali. Abbiamo detto che da questo discorso di Pietro, da questa predicazione, più di 3.000 persone si sono convertite e hanno accettato Gesù. E a partire da questa predicazione che noi vediamo veramente la nascita della Chiesa. Ed a partire da questa predicazione che noi in Atti degli Apostoli, capitolo 3, capitolo 4, vediamo come la Chiesa comincia a svilupparsi. Vediamo come la Chiesa comincia a vivere in comunione, dividendo tutto quello che avevano. Vediamo come la Chiesa comincia a fare frutto dei doni dello Spirito Santo, a imporre le mani, a guarire persone. Vediamo come la Chiesa è unita in preghiera, cambiando giorno dopo giorno la storia del mondo. Vediamo anche la Chiesa perseguitata. In Atti al capitolo 7 noi vediamo il diacono Stefano che fa quel bel sermone davanti al Sinedrio, ma al Sinedrio non piace questo sermone e decide di lapidare il diacono Stefano, che diventa così il primo martire della Chiesa. Ma questo non ha fermato una Chiesa unita. Anzi, a partire dal martirio di Stefano noi vediamo che la Chiesa prende sempre più forza. Continua ad avanzare raggiungendo regioni che fino a quel momento erano inesplorate dal cristianesimo. La Samaria viene conquistata da Filippo. La Samaria era un luogo in cui gli apostoli avevano addirittura paura ad entrare finché camminavano con Gesù. Ma il diacono Filippo si fa forza, pieno di Spirito Santo e attraverso una Chiesa unita va in Samaria, predica il Vangelo seguito da segni, prodigi e meraviglie. La Samaria si arrende a Gesù. Sempre in questo capitolo di Atti degli Apostoli vediamo Filippo che viene preso dallo Spirito Santo e trasportato in una strada dove c'era un eunuco, un etiope, un emissario della regina di Etiopia. Filippo predica a questo etiope e viene battezzato. È il primo battesimo di un pagano, di un gentile convertito al cristianesimo. La Chiesa diventa sempre più forte, ma come la Chiesa diventa forte, così anche le persecuzioni diventano più forti sulla Chiesa. Noi sappiamo
di Paolo, che prima di diventare apostolo perseguitava la Chiesa con molta violenza. Ma in Atti al capitolo 9 finalmente vediamo la conversione di Paolo. Paolo si converte dopo aver avuto una visione di Gesù e da lì comincia i suoi viaggi missionari. All'inizio Paolo insieme a Barnaba viaggiano in Antiochia. Antiochia era la terza città più grande del mondo. La prima era Roma, la seconda era Alessandria d'Egitto, la terza era Antiochia. Paolo e Barnaba fondano una chiesa a Antiochia, predicano il Vangelo in quel luogo e la Bibbia ci dice che ad Antiochia per la prima volta i seguaci di Gesù, i seguaci della via vengono chiamati cristiani. Gli Atti degli Apostoli proseguono fino al capitolo 28 raccontandoci delle grandi gesta che gli Apostoli hanno fatto e che soprattutto l'Apostolo Paolo ha fatto attraverso i suoi viaggi missionari. L'ultimo di questo viaggio che ci viene relatato da questo libro è a Roma, dove Paolo sarà messo in prigione. Sappiamo che uscirà da quella prigionia, ma che poi sotto l'impero dell'imperatore Nerone tornerà di nuovo prigioniero a Roma. E sotto l'impero dell'imperatore Nerone Paolo sarà ucciso. Ma nell'ultima lettera che Paolo scrive a Timoteo, quest'uomo pieno di Spirito Santo, noi vediamo che desidera una cosa. Dice: Timoteo, molti mi hanno abbandonato. Dema, un mio fedele collaboratore, mi ha abbandonato. Per questo io ti chiedo, vieni tu e insieme a te porta anche Marco. Qua c'è Luca. Dobbiamo essere uniti in questi tempi. Paolo sapeva che una chiesa, affinché sia forte, deve essere piena di Spirito Santo e essere unita. Paolo soffre il martirio sotto l'impero di Nerone, come abbiamo detto. Nel 64 Nerone appicca un fuoco a Roma, tutti quanti conosciamo questa storia, un incendio che dura per 6 giorni nella città di Roma. Dei 14 quartieri di Roma, 10 sono completamente rasi al suolo da questo incendio. Nei 4 quartieri che rimangono intoccati c'è una densa popolazione di cristiani e di giudei. Per questo motivo Nerone, che lui stesso aveva appiccato l'incendio, decide di buttare la colpa dell'incendio sui cristiani. Sappiamo da relati di fonti storiche che a quel tempo i cristiani, dopo questa accusa di Nerone, venivano impalati ai lati delle strade di Roma. Il loro corpo veniva coperto di pece e i romani davano fuoco ai cristiani per illuminare le strade di Roma. Non mi ricordo quando è stato, ma la Gabi ha detto alcuni giorni fa che la morte più atroce, peggiore, più dolorosa è quella di essere bruciati vivi. Sbaglio? Questo successe nel 64, dopo questo incendio appiccato da Nerone. Nel 72 Vespasiano diventa imperatore di Roma, fonda il Colosseo di Roma, che diventa il più grande anfiteatro della morte dei cristiani. Continuano le persecuzioni e continuano 20 anni dopo, quando l'imperatore di Roma diventa Diocleziano. Diocleziano è un imperatore, è il primo imperatore a considerarsi Dio. Da Diocleziano in avanti comincia il culto dell'imperatore. E i cristiani che non si piegavano davanti all'imperatore erano torturati e erano uccisi. Ma la Chiesa non si è fermata. La Chiesa è rimasta piena di Spirito Santo ed è rimasta unita. I cristiani uniti a Roma hanno scavato catacombe sotterranee, dei cunicoli, dei labirinti sottoterra nei quali si trovavano per adorare Dio. Se oggi andiamo a Roma, molte di queste catacombe sono ancora intatte. Le persecuzioni sono continuate però dalla Chiesa verso la Chiesa da parte di Roma fino al 313. Lì Roma stava vivendo un periodo un po' difficile, stava perdendo molti soldi, poche persone davano le tasse, perché Dio ha voluto che non solo i poveri si convertissero al cristianesimo, ma anche i ricchi. E i ricchi si trovavano perseguitati adesso da Roma e non volevano più pagare le tasse e aiutare Roma. Roma si trovava attaccata dai barbari a nord, a sud, dappertutto. Allora Costantino, per rimpolpare le casse dell'impero, decide di fermare le persecuzioni dei cristiani. Nel 313 emette l'editto di Costantino, con il quale decreta questo. Le persecuzioni si fermano e solo 80 anni più tardi, nel 391, l'imperatore Teodosio decide di fare un nuovo editto
con il quale dice che il cristianesimo diventa religione di Stato. Ma non solo, qualsiasi altra religione pagana sarebbe stata da quel momento perseguitata. Questa è una cosa buona per il cristianesimo da un certo punto di vista. I cristiani non erano più perseguitati, ma da un'altra parte non era una cosa tanto buona, perché la Chiesa cattolico romana, la Chiesa universale romana, comincia a prendere vita. Ed è una Chiesa piena di avarizia, è una Chiesa piena di superbia, è una Chiesa che si allontana dai principi, dai valori che Gesù aveva insegnato nella sua parola. Comincia questo periodo chiamato il periodo del Medioevo a partire da quel momento. Sono 1000 anni di storia in cui la Chiesa vive in questa condizione. Quando siamo verso la fine di questo periodo, però, Dio innalza nuovamente predicatori, innalza nuovamente persone con un cuore rivolto verso di Lui e verso il vero Vangelo. Comincia nel 1380 con un certo John Wycliffe che decide di tradurre la Bibbia dal latino all'inglese, perché dice: finché le persone non conosceranno qual è la verità, nessuno si opporrà a questa Chiesa cattolica. E allora traduce la Bibbia, ma c'era un problema. Wycliffe era pieno di Spirito Santo, ma era da solo. La Chiesa cattolica lo mise a tacere. Pochi anni dopo, in Italia, Girolamo Savonarola si oppose alla Chiesa cattolica, dicendo che stavano cultuando in un modo sbagliato, che era piena di orgoglio, era piena di superbia, d'avarizia. La Chiesa cattolica decide di impiccarlo e una volta impiccato gli diedero anche fuoco. Dopo di questo si alzò nella Boemia, in quella che oggi chiamiamo la Repubblica Ceca, un predicatore, Jan Hus, che condannò in modo molto forte la Chiesa cattolica per tutto quello che stava facendo. La Chiesa cattolica decise di mettere anche lui sul rogo. Si dice che dopo che Jan Hus era stato bruciato vivo, la sua pelle era completamente, non c'era più, c'erano rimaste soltanto le ossa, pochi organi. I soldati cominciarono a rompere le sue ossa affinché bruciassero più in fretta. Trovato il suo cranio, lo ruppero affinché non restasse più niente di lui. Si dice che riuscirono a trovare anche il suo cuore, che infrinciarono con un palo di legno e cominciarono a bruciarlo su questo rogo affinché rimanesse solo cenere di questo predicatore, perché la Chiesa cattolica l'aveva condannato come eretico. Si dice che finché lui stava bruciando, stava lodando a Dio. Non era poi così eretico. Si dice anche che prima di bruciare lui disse una frase molto conosciuta: oggi voi state bruciando un'oca, state uccidendo un'oca, perché il suo nome As significa oca, ma nel giro di un secolo sorgerà un cigno con il quale non potrete fare nulla. Probabilmente stava parlando di Martin Lutero, che nel giro di un secolo avrebbe affisso le sue 95 tesi sulla cattedrale di Wittenberg. Wycliffe, Savonarola, Jan Hus erano tutte persone piene di Spirito Santo, tutte persone usate da Dio, ma tutte loro hanno combattuto da sole e non hanno potuto vincere. Ma quando arriva finalmente Lutero, le cose cambiano. Lutero non è da solo. Nel 1517 affigge le sue 95 tesi sulla chiesa di Wittenberg e subito il Papa lo chiama a giudizio, crea un consiglio chiamato la dieta di Worms. In questa dieta dice: Lutero, tu devi rinunciare a tutto quello che tu hai scritto. Lutero dice: se io rinunciassi sarebbe ipocrisia. Succedeva che in quel periodo il Papa era Leone X e aveva questa idea di costruire la più grande chiesa cattolica di sempre. La potete vedere ancora se andate a Roma, è la Basilica di San Pietro. In che modo poteva però costruire una cosa così grande? Gli servivano soldi. E allora Papa Leone X decide di cominciare a vendere le indulgenze. Sono dei pezzi di carta che praticamente dicono così: se un tuo parente non si è comportato troppo bene, ma neanche troppo male, quando morirà non andrà né all'inferno né in paradiso, sarà in un luogo a metà che si chiama purgatorio. Ma se tu metti la monetina nella cassa, appena la monetina toccherà il terreno della cassa, il tuo caro, il tuo defunto
salterà direttamente dal purgatorio al paradiso. Queste erano le indulgenze. E è qualcosa che va completamente contro quello che la lettera ai Romani ci insegna a proposito della grazia, della salvezza che si ottiene per mezzo di fede nel sacrificio di Gesù Cristo. Lutero non ci stava con questa cosa e allora lui disse: no, io non posso ritirare le mie accuse alla Chiesa Cattolica. Papa Leone X lo scomunica. Sapete cosa significa? Che da quel momento chiunque uccidesse Lutero non avrebbe avuto nessun tipo di pena. Infatti appena Lutero esce da questo concilio della dieta di Worms, sta tornando a Wittenberg nella sua città, ma viene rapito, solo che non viene rapito dai suoi nemici. Lutero viene rapito dai suoi amici, perché Lutero non era da solo. Fu trasportato in un castello dove stette lì 10 anni, traducendo anche lui la Bibbia dal latino al tedesco. E Lutero non era da solo. Politicamente aveva tantissimi alleati. Thomas Müntzer fu il capo dei contadini protestanti. Franz von Sickingen fu il capo dei principi protestanti. Tutti si unirono a questa riforma che Lutero stava facendo. E insieme a loro molti teologi cominciarono ad aiutare, ad appoggiare Lutero. In Francia ci fu Zwingli, in Svizzera ci fu Calvino, in Olanda Erasmo da Rotterdam. Tanti teologi, personaggi conosciuti a quell'epoca cominciarono ad appoggiare Lutero e la sua riforma. Lutero non era da solo. In Scozia si alzò John Knox che iniziò ad appoggiare la riforma. In Inghilterra il re Enrico VIII, anche lui abbandonò la Chiesa Cattolica perché lui non aveva figli, sua moglie era sterile. E allora decise di divorziare, ma la Chiesa Cattolica non permetteva il divorzio. Allora disse: a me questa cosa non mi va bene. Io rinuncio alla Chiesa Cattolica, fondo la mia Chiesa, la Chiesa Anglicana, in cui si può divorziare, e la Chiesa Anglicana sarà appoggiata sulla base della riforma protestante. Enrico VIII morì, ebbe un successore che però visse solo pochi anni. Dopo questo successore andò a regnare in Inghilterra Maria Tudor, detta anche Maria la Sanguinaria, e lì ricominciarono le persecuzioni ai cristiani. Maria la Sanguinaria cominciò a fare strage di protestanti in Inghilterra. I pochi che riuscirono a sopravvivere è perché scapparono in Olanda. Da quel momento cominciò questo periodo di terrore in Inghilterra, ma la grazia di Dio volle che durò solo 5 anni. Alla fine di questi 5 anni gli esuli dell'Inghilterra, rifugiatisi in Olanda, tornarono uniti e pieno di Spirito Santo in Inghilterra, dove fondarono il movimento dei Puritani, che fu uno dei più grandi movimenti che la Chiesa cristiana, evangelica, protestante ebbe mai avuto. Forse non fu uno dei più grandi movimenti a livello di numero, ma sicuramente fu uno dei più grandi movimenti a livello di santità. A partire da quel momento però continuarono le persecuzioni ai cristiani. In Francia Caterina de' Medici fece partire la notte di San Bartolomeo. I recenti studi dicono che in una notte Caterina de' Medici fece giustiziare 30.000 ugonotti, che erano dei cristiani protestanti. In tutto questo in una singola notte, chiamata la notte o il massacro di San Bartolomeo. Sembra che le persecuzioni non finissero mai, ma arrivò qualcosa di peggiore forse della persecuzione. A cavallo tra il 1600 e il 1700 cominciò in Francia un movimento chiamato l'Illuminismo. Ci furono grandi esponenti conosciuti, Robespierre, Diderot, d'Alembert, tutti grandi uomini dell'Illuminismo. La dottrina principale, l'ideologia principale dell'Illuminismo è che Dio non esiste e l'uomo ha il merito di ogni cosa. Questa ideologia illuminista si sparse velocemente in tutta l'Europa, arrivò fino in Inghilterra. L'Inghilterra a quel punto stava vivendo un periodo di completa apatia spirituale, ma 4 giovani pieni di Spirito Santo e uniti decisero di cambiare le cose. Erano Charles Wesley, suo fratello John Wesley, un loro amico John Whitfield e un'altra persona. Loro si unirono e fondarono l'Holy Club, ovvero il Club Santo. In questo club fecero 4 giorni continui di preghiera e alla fine di questi 4 giorni ci fu un risveglio che colpì non solo l'Inghilterra ma tutta l'Europa e arrivò fino in America.
In quel periodo in America, proprio Jonathan Edward nella città dell'Hampshire, nel Massachusetts, predicò un sermone che è conosciuto fino ad oggi come il più grande sermone che sia mai stato predicato da tutti i tempi, a parte ovviamente quelli biblici. Era un sermone che si intitolava così: peccatori nelle mani di un Dio adirato. Si dice che finché lui stesse predicando, le persone sedute in sala che stavano ascoltando la predica vedevano la terra aprirsi sotto di loro e l'inferno salire. Fu un periodo di grandi risvegli e tutto quanto partì da questi 4 giovani uniti e pieni di Spirito Santo. L'Ottocento vide l'arrivo di grandi predicatori e nuovi risvegli, Charles Spurgeon, fino ad arrivare al 1900, quando nella via Azusa in America arrivò quello che è uno dei più grandi risvegli conosciuti fino ad oggi. È da lì che nasce la Chiesa Cristiana Pentecostale. A partire da quel giorno nella via Azusa, questo predicatore William J. Seymour comincia a essere ripieno di Spirito Santo, lui insieme alla sua comunità, a avere una grandissima ricchezza di doni spirituali, e ricominciano quei doni che noi troviamo scritti in 1 Corinzi 12, dono di profezia, varietà di lingue, miracoli, cura e tutto il resto. Da quel momento comincia la Chiesa Cristiana Pentecostale. E oggi non è diverso. Oggi anche noi, come molti di queste persone, viviamo la persecuzione. Forse noi non sappiamo bene tutto quello che succedeva a quell'epoca, ma oggi noi possiamo vedere in vari paesi del mondo cristiani martirizzati, cristiani perseguitati. Oggi l'ideologia dell'illuminismo che dice Dio non esiste, tutto il merito va all'uomo, è più diffusa che mai. Quanti atei ci sono oggi al mondo? Molti di più che nel 1700. Ma se queste sono le minacce che noi troviamo al di fuori della Chiesa, che colpiscono la Chiesa, purtroppo, fratelli, oggi noi troviamo anche minacce che sono all'interno della Chiesa. In Apocalisse, a partire dal capitolo 2, capitolo 3, Gesù detta all'Apostolo Giovanni 7 lettere a 7 chiese diverse. Di queste 7 lettere, soltanto a 2 delle chiese non ha da portare accuse. Sono la chiesa di Smirne e la chiesa di Filadelfia. Sono chiese ok, possiamo dire. 4 di queste chiese, la chiesa di Tiatiri, di Pergamo, di Sardi, di Laodicea, ricevono un'accusa. È un'accusa di peccato. Oggi noi possiamo riportare tutti questi peccati a un qualcosa che sta contaminando la Chiesa dei giorni nostri. E questa cosa è il liberalismo religioso. Quando si parla di liberalismo religioso si sta parlando di una ideologia, di un concetto che cerca di unire i valori, i principi della Chiesa cristiana, del Vangelo, ai valori e i principi del mondo, ai valori e i principi civili, sociali e tutto il resto. Sono i principi del mondo, e quando parlo di mondo non sto parlando della terra rotonda. Quando parliamo di mondo stiamo parlando di una istituzione spirituale che regna su questo mondo. Gesù ha detto: il mondo giace sotto il dominio del maligno. Questo si sta parlando quando si parla di mondo. E questo liberalismo religioso cerca di unire i valori cristiani ai valori di questo mondo. È quella ideologia, teologia che dice: ci sono certe cose che non sono peccato, sono magari peccatini, cose che non c'è problema se tu le fai, no? Non c'è bisogno che tu sia rigorosamente santo. Ci sono certe cose che si possono fare. Io non voglio ovviamente parlare male, mai farei sul pulpito di parlare male, discriminare denominazioni cristiane, perché, fratelli, noi non siamo meglio di tante chiese. Ognuno di noi ha i suoi peccati, ognuno di noi ha le sue problematiche, ognuno di noi ha una vita di santità che deve migliorare ogni giorno. Ma è innegabile che ci sono denominazioni, che ci sono dottrine, teologie di alcune chiese che stanno portando al suo interno questo liberalismo. Forse per attirare più persone, forse per far vedere: qua puoi fare questo, non c'è problema, vieni qua. Non è una chiesa che ti impedisce di fare tutto quanto.
ma non può essere così. Io sono nato, sono cresciuto in una casa cattolica e non mi è mai stato impedito di peccare. Non mi è mai stato detto peccare è completamente sbagliato. Quello che mi veniva detto era: se pecchi, vai dal prete, ti confessi, dici, ti farà dire un'Ave Maria, un Padre Nostro, 2 o 3 preghiere e sei a posto, peccati completamente perdonati. Forse mia nonna pensava che io ero veramente una cattiva persona, perché prima di andare a dormire mi faceva dire 13 preghiere, una dopo l'altra, tutte imparate a memoria. Ma a differenza mia, ad esempio, l'Andrea viene da una casa completamente evangelica e lei spesso dice che quando era piccola non poteva avere la TV nella sua casa perché sua mamma diceva che la TV era la finestra del diavolo. Ci sono chiese in cui almeno non si poteva, non so se oggi si può, ma non si poteva giocare a calcio perché era peccato. Una delle prime volte che sono stato in Brasile ho avuto il piacere, l'onore di predicare in una di queste chiese, soltanto che io non lo sapevo. Io stavo predicando in italiano, l'Andrea mi traduceva in portoghese e a un certo punto all'interno della predica ho fatto una battuta sul calcio. L'Andrea non ha tradotto, perché se avrebbe tradotto mi avrebbero fatto scendere dal pulpito. Non sto dicendo che noi dobbiamo vivere una vita con questo radicalismo religioso, perché il radicalismo religioso sicuramente non è qualcosa che dobbiamo seguire per forza. Ma d'altra parte il liberalismo religioso è qualcosa che può portare alla morte spirituale. E io non condivido quelle chiese che predicano questo liberalismo religioso. Io non condivido quelli che dicono puoi fare tutto, tanto la grazia di Gesù raggiunge ogni cosa e non c'è problema. Non condivido tutto questo. E non soltanto io non lo condivido, ma l'Apostolo Paolo è dalla mia parte, anche lui non lo condivide, anche lui dice è meglio che non facciate i peccatini, è meglio che non camminiate con persone che magari vi portano a fare questi peccatini. Nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 6, Paolo dice così: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra giustizia e iniquità? O quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale accordo c'è tra Cristo e Belial? E quando si parla di Belial si sta parlando di Satana. O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? Che armonia c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Noi infatti siamo il tempio del Dio vivente. Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene e non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete per me come figli e come figlie, dice il Signore Onnipotente. Qua, fratelli, finisce il capitolo 6 di questa lettera, ma vale a ricordare che la Bibbia non è stata scritta in capitoli dall'Apostolo Paolo. Questo discorso continua nel versetto 1 del capitolo 7, che dice così: poiché abbiamo queste promesse. Quali sono le promesse? Quelle che abbiamo appena detto. Dio ha detto: io abiterò e camminerò in mezzo a voi, io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo, io sarò vostro padre, voi sarete miei figli e mie figlie. Queste sono le promesse che noi abbiamo. Ora, poiché noi abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Questo è quello che noi dobbiamo fare: purificarci, purificare la nostra carne e il nostro spirito e compiere la nostra santificazione nel timore di Dio. Qua Paolo non sta dicendo puoi commettere il peccatino, Paolo non sta dicendo puoi unirti insieme a loro, Paolo non sta dicendo puoi unire i valori della Chiesa con i valori del mondo. No, Paolo sta dicendo: volete vivere queste promesse? Vuoi che Dio sia il tuo Dio? Vuoi essere figlio di questo Padre immenso, grandioso?
allora comincia a purificare la tua carne e il tuo spirito. Comincia a santificarti nel timore di Dio. E quando si parla di santificazione non si parla di un 1, di un 2%. C'è un pastore argentino che ha scritto un libro, Il fuoco che consuma. In questo libro fa una domanda molto interessante. Dice così: voi comprereste una bottiglia di acqua che sugli ingredienti, no? Siamo andati a casa di William qualche giorno fa, ha detto che lui adesso non compra più bottiglia in acqua di plastica perché ha visto che c'è il residuo fisso, allora ha preso un depuratore d'acqua, no? Una cosa del genere. E questo pastore dice: voi comprereste una bottiglia di acqua in cui c'è scritto che è 98 acqua minerale e 98% acqua minerale e 2% acqua di fogna? Tu la compreresti per berla a casa? No. Ma perché no? È solo 2% acqua di fogna, 98% è acqua minerale. Perché non la compreresti? È solo 2%. Allora, se noi non accettiamo di bere il 2% dell'acqua di fogna a rispetto del 98% dell'acqua minerale, perché Dio ti dovrebbe accettare col 98% di santità e il 2% di peccatini? Perché Lui ti dovrebbe accettare così, se tu non berresti questo 2% di acqua di fogna? Fratelli, il liberalismo religioso è qualcosa che noi non possiamo vivere se noi vogliamo vivere le promesse che Dio ha per noi. Ho detto che in quelle 7 lettere che Gesù scrive, in 2, Smirne, Filadelfia, non ha accuse. In 4, Tiatiri, Pergamo, Sardi, Laodicea, ha accuse di peccato, ma c'è una ultima chiesa, o a dire il vero è la prima a cui scrive, in cui fa un'accusa, ma non è un'accusa di peccato, anzi il contrario, è un'accusa di mancanza. È la chiesa di Efeso. In Apocalisse 2, dal versetto 2 in avanti, c'è scritto così. Gesù dice alla chiesa di Efeso: io conosco le tue opere, io conosco la tua fatica, io conosco la tua costanza, io so che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano di apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. Io so tutte queste cose, so anche che hai costanza, che hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Sono tutte cose belle che sta dicendo. Ma poi dice così: ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò da te, rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. E fratelli, forse questa lettera, anche se era rivolta alla chiesa di Efeso, può parlare con tanti di noi. E voi dite: ma come? Io vengo in chiesa, io faccio. No, dov'è Paolo? Io faço. Però qua Gesù non sta dicendo tu non stai facendo niente, anzi Gesù comincia questa lettera in un modo fantastico. Io conosco le tue opere, io so che stai facendo, io so che hai costanza, io so che hai sopportato tante cose per amore di un nome, io so che stai facendo tutte queste cose, ma non le stai facendo come dovresti. Tu hai abbandonato il primo amore. Ritorna alle opere di prima. Oggi forse alla Chiesa manca quella gioia, quel desiderio, quella passione di impegnarsi per Dio, di spendere la vita ai piedi di Cristo, come abbiamo cantato prima, con gioia e con allegria. Oggi forse una delle minacce che sono all'interno della Chiesa è proprio questa: la mancanza delle prime opere, quell'impegnarsi con il desiderio, con la gioia di fare le cose per Dio, non perché siamo costretti, non perché qualcuno ce lo impone, non perché è un dovere, dobbiamo fare per Dio, no, abbiamo la gioia di farlo per Dio, abbiamo il piacere di farlo per Lui, riconosciamo che Lui è Signore sulla nostra vita, riconosciamo che Lui ha salvato la nostra anima e noi vogliamo consegnarci completamente a Lui.
Oggi la Chiesa ha bisogno di ritornare al suo primo amore e compiere le opere che compiva all'inizio. Io per terminare voglio darti però un'ultima parola di incoraggiamento, di esortazione. Chiedo anche al gruppo di lode se può accompagnarmi qua, prima che mi dimentichi. Possiamo alzarci in piedi, dai fratelli, su così, siamo già in piedi. Ho voluto raccontare la storia della Chiesa, un riassunto della storia della Chiesa, perché dalla storia della Chiesa noi capiamo quello che abbiamo detto all'inizio di questo momento. Abbiamo visto che quando persone sono piene di Spirito Santo e sono unite, allora lì possono accadere grandi cose. E questo non è soltanto qualcosa che parte dalla storia della Chiesa, questo è un qualcosa, una conseguenza di cose che già veniva usata nell'Antico Testamento. Quanti di noi si ricordano la storia del profeta Elia? Elia era chiuso in una grotta, era triste, era depresso, aveva appena fatto cose straordinarie, ma stava vivendo un momento di depressione. Era così depresso che ha detto: Dio, uccidimi, non ce la faccio più. E Dio gli ha risposto: Elia, svegliati, perché non sei da solo. Io ho lasciato un residuo di 7.000 uomini che non hanno piegato il loro ginocchio davanti a Baal. Questo è un modo in cui Dio opera fino a oggi, quando persone sono piene di Spirito Santo e sono unite, allora lì la Chiesa può fare meraviglie. Allora lì la Chiesa può cominciare a muoversi e a fare grandi cose. Noi come Chiesa, se vogliamo essere Chiesa, dobbiamo essere sì pieni di Spirito Santo, ma allo stesso modo dobbiamo essere uniti. Se noi siamo pieni di Spirito Santo e se noi siamo uniti, noi insieme possiamo combattere questo liberalismo religioso. Noi insieme possiamo aiutarci gli uni gli altri ad uscire da una vita di peccato. Noi insieme possiamo aiutarci gli uni gli altri a riaccendere la fiamma del primo amore che c'è dentro di noi. Quando John Wesley insieme agli altri ha pregato, questo primo amore è quello che si è acceso e che ha causato quel risveglio. Questo succede quando noi ci uniamo in preghiera, quando noi ci uniamo come Chiesa. E se io ti chiedessi quando è stata l'ultima volta che tu hai pregato per una persona, non per te, non per la tua casa, ma per un'altra persona, non in generale, Dio voglio la pace nel mondo, no, per una persona che era in difficoltà. Quando è stata l'ultima volta che hai piegato le tue ginocchia e hai detto: Dio, ti prego, aiuta quella persona? Quando è stata l'ultima volta che hai fatto una visita a casa di qualcuno? Uno dei temi del nostro anniversario di quest'anno, dei propositi, è: fai una visita a qualcuno. Quando è stata l'ultima volta che hai visitato qualcuno? Quando è stata l'ultima volta che hai portato una parola di conforto, di esortazione? Quando è stata l'ultima volta che ti sei accorto che la persona di fianco a te era triste, era giù di morale e gli hai dato un abbraccio di consolazione? Questo è essere Chiesa. E quando noi siamo pieni di Spirito Santo e siamo uniti, allora lì può cominciare il sovrannaturale intorno a noi. Io ho il desiderio che questa sera questa parola possa trovare un'applicazione nelle nostre vite. Che quando noi usciamo da qua questa sera possiamo sì ricordarci di tutti questi grandi uomini del passato e di come la loro unione ha fatto la differenza. Ma soprattutto che possiamo essere coscienti di come la nostra unione può fare la differenza oggi nella vita di molti. Può fare la differenza oggi per il regno di Dio. Essere Chiesa è questo che noi vogliamo essere. Essere Chiesa vuol dire essere uniti. Essere Chiesa vuol dire essere pieni di Spirito Santo. Essere Chiesa vuol dire essere coloro che rendono gli altri partecipi dei beni spirituali. E noi siamo pieni di beni spirituali da donarci gli uni agli altri. Noi siamo pieni di amore da donarci gli uni agli altri. Noi siamo pieni di pace da donarci. Se tu hai lo Spirito Santo dentro di te, puoi girarti e leggere quello che c'è scritto su quel muro. Tutto quello vive dentro di te.
la gioia, l'amore, la pazienza, la bontà, la mansuetudine, l'autocontrollo, la fedeltà, la benevolenza. Tutto questo vive dentro di te. Comincia a condividere questo con gli altri. Comincia a essere chiesa con i tuoi fratelli, comincia a essere chiesa con il tuo vicino di casa, comincia a essere chiesa con coloro che non conoscono Cristo. Quando noi siamo uniti e siamo pieni di Spirito Santo, il sovrannaturale di Dio può cominciare ad accadere. E forse non sarà il miracolo del Mar Rosso che si apre in due, ma forse sarà un miracolo più grande, un nuovo nome scritto in mezzo alle stelle. Per questo io voglio invitarti questa sera a pregare insieme a me e a dichiarare che noi vogliamo essere chiesa. Amen. Tu vuoi dichiarare questo? Allora ti chiedo, ripeti insieme a me: Padre nostro. Noi vogliamo dichiarare che siamo la tua chiesa. Riempici di spirito, riempici coi tuoi doni, riempici col tuo frutto e fai di noi i portatori dei beni spirituali a chi ci sta intorno. Abbraccia il tuo fratello vicino a te, dagli una parola di benedizione, dagli una parola di conforto, dagli quella parola che deve sentire. Comincia ad essere chiesa a partire da questo momento. Comincia a profetizzare nella sua vita se lo senti. Prega per lui se senti la libertà di fare questo. Fagli un sorriso pieno di amore, pieno di gioia, pieno d'affetto. Tu sei la chiesa del Signore. E quando la chiesa è piena di Spirito Santo e quando la chiesa è unita, non c'è niente che la può fermare. Non c'è persecuzione, non c'è inferno, niente può fermare la chiesa del Signore. Che allora noi possiamo cominciare a vivere questo. Siamo la tua chiesa, Gesù. Amen. Siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo forte così. Noi siamo uno in te. Dov'è il popolo di Cristo? Voglio sentire il popolo di Cristo. Siamo il tuo popolo, eccoci qui. Noi siamo uno in te. Noi siamo uno. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te e niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo, ovunque andremo. Cristo, il mondo ti conoscerà, noi di fronte, cosa? La tua salvezza. Puoi uscire dal tuo posto, andare a salutare il fratello più lontano da te. Non voglio vedere nessuno che resta al suo posto dove è adesso. Ale, accendi le luci, uscite dal vostro posto, andate a salutare le persone che sono qua.
Date un abbraccio a tutti quanti, non restate ai vostri posti, non abbiate vergogna, siamo uno, siamo la Chiesa di Cristo. Jefferson, voglio vedere che esci da quella sedia subito, via, via, via. Qualcuno che va a salutare i ragazzi della regia là dietro, andate a dare un abbraccio anche a loro. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo ovunque andremo. Cristo Re, il mondo ti conoscerà, noi diffonderemo la tua salvezza. Dichiara: noi siamo il tuo popolo. Siamo il tuo popolo, eccoci, noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. Noi siamo il tuo popolo, eccoci, noi siamo uno in te. Ancora una volta noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, tua croce porteremo ovunque andremo. Cristo Re, il mondo ti conoscerà, noi diffonderemo la tua salvezza. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo con suono in te, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te.
già terminando, prima della benedizione apostolica vogliamo festeggiare i compleanni dei nostri fratelli e sorelle che hanno compiuto gli anni nell'ultima settimana. Quindi c'è qualcuno che nell'ultima settimana ha compiuto gli anni? C'è qualcuno che nell'ultima settimana ha compiuto gli anni, Ingrid? Prego, 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 tutti qua. Vieni, 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 vieni. Qualcun altro, non abbiate vergogna. Chi sale qua riceve 100 euro direttamente. Allora stendiamo le nostre mani verso di loro per benedire questo nuovo anno che Dio ha messo davanti alle loro vite. Padre, in questo momento mettiamo davanti a te la vita dei nostri fratelli, sorelle, Celso, Eloisa, Ingrid, a cui hai dato questo regalo, Signore, di un nuovo anno di vita. Noi ti chiediamo, Dio, che possa riempirlo con la tua pace, con il tuo amore, con la tua salute, la tua prosperità, ma ancora di più, Signore, con la tua presenza costante nelle loro vite, nei loro cuori e nelle loro case. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Allora possiamo fare così con le nostre mani per ricevere anche a noi la benedizione di Dio sulle nostre vite, sulle nostre case, che tutto quello che abbiamo desiderato nella vita dei nostri fratelli possa riempire ogni nostro giorno, la pace che viene da Dio, il suo amore, la sua allegria, la sua speranza, la sua salute e la prosperità, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen. C'è la cucina, non andate via, stiamo ancora qua insieme, mangiamo qualcosa insieme, viviamo questo essere uno in Cristo.